Può essere il giorno della festa per il Grosseto che punta al ritorno tra i professionisti dopo 4 anni. Non basterà però un eventuale successo a Siena per brindare. Dovrà il Grifone aspettare anche il risultato di Prato Seravezza questa sera alle 20:30. Ben ritrovati amici che ci seguite in diretta su Vivo Azzurro TV e sul canale YouTube della LND da Gabriele Noli con Miriana Cecchi e Pierluigi Losco alle riprese, Marco Bella in regia. Ci siamo tutti a Siena, non ci sono però i tifosi del Grosseto a causa del divieto di trasferta imposto dalla prefettura di Siena. I tifosi del Grosseto si sono ritrovati in curva nord allo stadio Zecchini della città maremmana con un maxi schermo appunto per seguire la nostra diretta sperando in una vittoria. La situazione di classifica è molto chiara: il Grosseto dominatore incontrastato del girone e con 67 punti, 12 in più del Seravezza, secondo a 5 giornate dal termine, compresa questa per le due squadre che appunto ancora devono giocare. Al Grosseto non basta, dicevamo, un'eventuale vittoria, perché se anche il Seravezza dovesse vincere stasera a Lungo Bisenzio di Prato, rimarrebbero 12 le lunghezze di distanza tra le due squadre a 4 turni dal termine e dunque sarebbe tutto rimandato a domenica 12 aprile. In caso invece di successo del Grosseto, mancata vittoria del Seravezza a Prato, il Grosseto farebbe festa, il Grosseto che potrebbe far festa anche con un pari, però a quel punto il Seravezza dovrebbe perdere a Prato. Tante combinazioni che adesso però acquisiscono una rilevanza secondaria, perché intanto le attenzioni sono tutte su questo derby tra due squadre che hanno sicuramente vissuto stagioni e trascorsi importanti in categorie superiori dove vogliono tornare. Il Grosseto è vicino, è ormai questione di tempo, un po' più lungo il progetto del Siena, che comunque con Gil Voria in panchina ha ingranato marce altissime, 7 vittorie e un pari nelle 8 partite con il tecnico subentrato a fine gennaio a Bellazzini. Il Grosseto ha ingranato marce altissime sin dall'inizio, ha un po' rifiatato magari in primavera, però appunto ha fatto il vuoto tra sé e chi sta dietro. Subito le interviste agli allenatori: Gil Voria per il Siena e Paolo Indiani per il Grosseto. Qual è la cosa che ha soddisfatto di più Gil Voria, al di là dei numeri, in questo percorso che in questi 2 mesi la squadra ha fatto? L'ha presa in una situazione difficile, purtroppo non è già la prima volta, Gil Voria è abituato, ha fatto un po' la spola tra giovanili, prima squadra, è veramente l'uomo che serve nel momento dell'urgenza. Però ecco, qual è la matrice di questi bei risultati? Cosa ci ha messo Gil Voria, cosa ci ha messo la squadra, non soltanto tecnicamente? Io credo che sia stato fondamentale la disponibilità dei ragazzi. Questa è una squadra giovane, però con una qualità molto alta secondo me per la categoria. Sinceramente tutto nasce dal fatto che loro sono sempre presenti in campo, disponibili, hanno subito accettato qualsiasi cosa io gli proponessi e hanno cercato di mandarlo in campo la domenica, e la disponibilità a loro secondo me è stata la chiave per ottenere questi risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi. Da uomo del Siena e da uomo di calcio, che cos'è Siena Grosseto per Gil Voria? Beh, è un derby dove di solito ci si affrontava in categorie diverse, dove c'è lo sfottò, c'è la goliardia, quindi dispiace che non ci possono essere anche i tifosi del Grosseto, perché secondo me la cornice di pubblico poi rende anche tutto molto più bello, sia per chi è in campo, per chi è fuori e guarda, quindi quello sicuramente è un dispiacere. È una partita bella, bella da giocare, sono quelle partite che uno sogna anche da bambino, no? Io guardo ora questi ragazzini che sono del nostro settore giovanile, no? Avrebbe avuto un altro effetto avere anche una cornice di pubblico con i tifosi, per farli sognare, per fargli venire quella voglia di continuare. Che poi è quello che serve, no? In un momento generale per il calcio, insomma, serve tutto. I bambini sono chiaramente la base in tutto. Sì, forse si è perso proprio nei bambini il sogno di arrivare a calcare i campi con una platea, con un pubblico, dove tutto sia stimolante, no? Io ricordo da bambino anche il campetto a scuola dove si facevano i tornei
tra le classi dove si riempivano le tribune con tutti i ragazzi della scuola, anche quello era stimolante, no? Quindi figurati poi arrivare a certi livelli. Se si perde un po' il sogno che hai dentro, il calcio va un po' a morire, purtroppo noi siamo indietro in questo momento, soprattutto per le strutture, perché dovremmo soprattutto lavorare su quello. Grazie mister, in bocca al lupo. Prego. Paolo Indiani, allenatore del Grosseto, alla vigilia ha detto l'abbiamo preparata come se ci fossero 2 punti di differenza, però può essere un giorno di festa. Il pensiero c'è, Paolo Indiani, come è riuscito a tenerlo quanto più lontano possibile per la sua squadra? Ormai è abituato, ha vinto tanti di quei campionati che ormai ci è abituato. No, è bella la festa, bella questa partita, bella per Grosseto, lo sappiamo, è un derby con Siena importantissimo. E vorrei, ecco, veramente che venisse una partita bella e testimonia magari la nostra grande annata. Non ci sono tifosi del Grosseto in curva qua, però sono in curva nord allo Zecchini col maxi schermo, 1000 persone, salsicce da mangiare, da bere, è veramente una grande festa. È chiaramente un peccato, l'ho ribadito anche più volte, che ci sia questa distanza. La squadra però giocherà anche e soprattutto per loro. Certo, dispiace enormemente perché là sarebbe stato veramente molto bello averceli, però ragioni superiori, giocheremo per loro, per noi, per la società, per la città. L'11° campionato in conclusione Paolo Indiani lo vinse il 6 aprile 2025, il 12° lo potrebbe vincere il 2 aprile, c'è una combinazione di risultati, chiaramente non ci pensa. Come ha dormito stanotte, come l'ha vissuta? Sì, come sempre si dorme relativamente, però ripeto, ecco, l'importanza più del campionato, di quello di bello abbiamo fatto, e di questa bella partita qui, di questo derby qua che serve sempre, e vorrei veramente testimoniasse la nostra grande annata. Grazie, in bocca al lupo. Turno 30, il quintultimo del girone di Serie D che si è aperto con le gare del pomeriggio. Cannara San Donato Tavarnelle 1-0, Follonica Gavorano Camaiore 1-0, Ghiviborgo Foligno 0-0, Poggiomonzi Orvietana 0-0, il KO del Tau Altopascio a Scandicci 4-3, San Sepolcro Montevarchi 0-0 e poi più avanti Prato Seravezza, Terranuova Traiana Trestina. Oltre appunto a Siena Grosseto, le formazioni 3-4-2-1 ormai è l'abito tradizionale del Siena, con Michelan in porta, Conti, Somma e Cavallari i tre, e dietro Tosini e Zanoni gli esterni a destra e a sinistra, Vlaovic e Mastalli in mezzo con Ciofi e Lipari dietro Andolfi. 2 gol nelle ultime 2 partite, ma il vero fattore è Lipari, 6 centri nelle ultime 5 con 2 doppiette, letteralmente devastante, vicino alla doppia cifra l'attaccante. 3-4-2-1 modulo anche per il Grosseto. Indiani quest'anno un po' alternato, andando soprattutto con il 4 dietro, stavolta a 3 nella disposizione annunciata, con Ampollini, Brenna e D'Ancona davanti a Marcu, con Fiorani e Montini ai lati, una a destra e l'altra a sinistra, Bacciardi e Masini, ex, ha iniziato a Siena la stagione per poi passare al Grifone, con Malva e Sabelli alle spalle di Marzerli. Marzerli bomber del Grosseto, 16 gol in campionato, 17 in stagione Coppa compresa. Sabelli 8 centri, gioca da centrocampista, oggi più avanzato, segna come un attaccante, gol anche nell'ultima sfida sabato, il derby contro il Follonica Gavorano, pareggiato per 1-1. I giocatori intanto sbucano dal tunnel, intanto quelli che prendono posto in panchina. Gambirasio di Bergamo è l'arbitro, non ci sono precedenti con le 2 squadre, D'Amato di Milano e Tinelli di Treviglio gli assistenti, con Paolucci, Barbera, Rossi, Schettini, Giannetti, Nardi, Loconte, Noccioli e Bello in panchina per Vore, con Romagnoli, Sacchini, Di Santo, Riccobono, Monteverde, Benedetti, Italiano, Guerrini e Regoli per il Grosseto. Eccole le squadre che fanno il loro ingresso in campo, con la sciarpata dei supporter del Siena alla nostra sinistra. Il settore ospiti alla nostra destra è vuoto, il prefetto di Siena ha imposto il divieto di vendita dei biglietti nella provincia appunto di Grosseto, e dunque
lo ribadiamo, in curva nord allo stadio Zecchini di Grosseto, fino a 1000 spettatori, il maxi schermo allestito dal comune di concerto con la società e alcuni sponsor per permettere appunto ai tifosi di assistere gratuitamente a questa partita, con un Siena sempre più lanciato. Dicevamo la migliore squadra nel girone di ritorno, c'è stato l'abbraccio adesso tra Indiani e Voria, tra l'altro Indiani che nell'ultimo turno era presente a San Donato Tavarnelle per vedere la partita vinta dal Siena per 3-2 contro appunto il San Donato Tavarnelle. Parole di stima chiaramente tra i due allenatori anche alla vigilia. Chiaramente avrei detto non è una sfida tra me contro Indiani, ma Siena contro Grosseto da un punto di vista non solo di contenuti ma anche di contesto, visto appunto il valore delle due squadre nella dimensione toscana e non solo, il desiderio di tornare quanto prima tra i professionisti. Il Grosseto è un passo, dal Siena ci vuole un po' di più, ci potrebbe essere la strada del ripescaggio o comunque le intenzioni sono chiare. L'anno prossimo, laddove poi questa ipotesi non si concretizzasse, allestire una squadra di primissimo piano, ancor più di quella attuale, dove ci sono tanti giovani, per provare a fare un po' quello che ha fatto il Grosseto quest'anno e il Livorno l'anno scorso, sempre con Indiani in panchina, cioè dominare il campionato. Indiani vicino a ottenere la 12ª promozione in carriera da allenatore. Fantastico, assolutamente. Però intanto gli occhi e l'attenzione sono tutti su questo Siena Grosseto. C'è in tribuna chiaramente Bellini, il centrocampista del Grosseto, fuori infortunato di lungo corso, un'assenza che dal peso specifico notevole, ma chiaramente è assorbito vista l'abbondanza, la profondità, la qualità dell'organico. Insomma, Indiani si è portato dei fedelissimi da Livorno della scorsa stagione, da Brenna a Malva, ad Ancona, a Bacciardi, giusto per citare quelli che sono in campo. E poi il resto lo ha fatto la dirigenza. All'intervallo potrete sentire il DG Vetrini e poi anche il DS del Siena Guerri. Grosseto che chiaramente ha fatto il vuoto e nessuno dietro è riuscito a tenere il passo. Primo giro del pallone che sarà affidato proprio al Grosseto e si tornerà poi in campo domenica 12 aprile, dicevamo, turno questo anticipato in previsione delle festività pasquali. Marzielli prova subito a far correre Malva nel duo di rifinitori. Malva parte sul centro-sinistra, Malva è un attaccante, un gol per lui in 7 presenze con il Grosseto. Sabelli sul centro-destra, dicevamo, Sabelli un giocatore che sa far tutto e bene, quest'anno ha trovato gol tanti e anche importanti. Qui non vuole noie Ampollini, non si è inteso con Marco, c'è stato proprio un missing di comunicazione, allora Ampollini è andato subito a rilanciare. Oggi Indiani lo schiera più alto, si è messo a specchio 3-4-2-1, questo è il modulo abituale del Siena, così appunto ha risposto Indiani che come dicevamo, avendo tanta di quel ben di Dio, ha giocato 4-3-1-2, è stato il modulo di riferimento per buona parte della stagione. Però ecco, difesa 3 che per lui non è certo un inedito. Mastalli prova ad andare lungo, tocca Ampollini, si lotta con Marzielli, poi è venuto incontro Malva, dentro Montini che poi si libera bene di Tosini, prova a passare una seconda volta con Marzielli che viene a fare la sportellate con Conti. La rimessa è per il Siena con Cioffi che prova a cambiare lato alla cieca in direzione di Zanoni, non ci arriva. Quindi chiaramente con due moduli identici la differenza la fanno i duelli individuali e l'interpretazione. Siena che in questo momento sta benissimo di testa, di gambe, perché è una squadra che, come dicevamo con Voria, ha ottenuto 7 vittorie e un pari in 8 gare, la squadra che nel girone di ritorno è andata meglio di tutti, meglio anche appunto del Grosseto. 26 punti, 8 vittorie, 2 pari e 2 sconfitte contro appunto i 23 punti del Grosseto. Però
ripeto, nelle ultime settimane è stato solo un avvicinamento al momento della festa per i maremmani, e potrebbe appunto arrivare oggi in questo che è stato definito chiaramente un derby. Derby sono tutti quelli toscani, un girone questo a fortissima impronta toscana, però poi c'è la rilevanza e il peso di ogni squadra, e Siena e Grosseto insieme a Prato sono quelle che in questo campionato l'hanno maggiore. Marco abbozza l'uscita, poi Montini e Brenna la proteggono dalla pressione di Andolfi, arrivato dal Pontedera, era in Serie C, anche per lui impatto notevole, 6 gol in 13 presenze, 2 gol nelle ultime 2 gare, entrambe vinte per 3-2 in casa contro il Foligno e appunto nel weekend contro il San Donato Tavarnelle fuori. Insomma, si libera bene poi Vlahovic, nello stretto sbaglia Mastalli, Brennan verticale a cercare Marzerli, buono l'anticipo di Conti, poi Cavallari, pure lui a segno nell'ultimo turno, si va a Lunghi a cercare Lipari, colpo di testa, filo corto di Ampollini, dovuto accelerare Marco per prendere il pallone, dicevamo on fire Marco Lipari, 6 gol nelle ultime 5 partite, 2 doppiette, 9 timbri in campionato. Malva viene incontro, spalle alla porta, lungo Masini, uno degli ex, Marzerli sponda col petto, Sabelli fa correre di là Fiorani, detta passaggio Sabelli, ignorato, Bacciardi cerca Malva, cross in mezzo, dato ad allontanare 2 volte Conti, che poi cerca Ciofi, però in netto vantaggio d'Ancona, lui che abitualmente gioca terzino, oggi centrale di difesa, alla sinistra di Brenna con Ampollini di là. Malva a cercare Marzierli, lo accompagna all'uscita Cavallari, poi pallone in verticale verso Malva, buona la lettura di Vlahovic, che era stato bravo a leggere dopo l'intervento alto del centrale, è andato a coprire appunto quella zona rimasta scoperta. Brenna, Sabelli viene incontro, c'è Fiorani da quella parte, lo vanno a prendere in 2, allora si torna dietro da Ampollini che prova a farsi luce, poi si gioca ancora nello stretto cercando Marzierli, Cavallari, sono in 2 sempre francobollati a Marzierli, i centrali del Siena che cercano sempre di fare blocco, di fare coesione, di non lasciare nello specifico Somma all'1 contro 1 con Marzierli, giocatore potenzialmente devastante, non ci può mai arrivare da quella parte Zanoni, pallone che sfila sul fondo, ritmi già alti in questi 5 e mezzo. Malva, Masini, ancora Conti che era andato in pressione addirittura nella metacampo offensiva sull'attaccante grossetano. Cavallari, l'ultimo tocco è il suo nel duello con Masini. La rimessa la batte Fiorani, rincorsa discretamente lunga, poi è venuto incontro Bacciardi, ignorato. Arriva anche Sabelli, invece si va a cercare Malva, la testa c'è, ma è quella di Cavallari, poi Lipari prima di Ampollini, Zanoni lungo verso Andolfi, Brenna lascia rimbalzare e poi ricomincia dal suo portiere, Marcu, titolare inamovibile ormai del Grosseto, arrivato dal vivaio della Juventus. Intervento falloso ai danni di Tosini. In piedi Voria e Indiani, Voria un po' più tranquillo, Indiani che invece passeggia. Ormai lui ci è abituato a vivere le vigilie delle partite che possono essere quelle della festa. Lo scorso anno il campionato
la promozione il Livorno la ottenne, intanto fuori gioco da parte di Andolfi, la ottenne il 6 di aprile, comunque prima partita di aprile. Bastò un 1-1 in casa del Terranuova Traiana, poi Indiani con il Livorno vinse anche lo scudetto di Serie D, non è stato il primo, è arrivato il secondo a distanza di una ventina d'anni dal primo con la Massese, scudetto di Serie D vinto anche dal Siena, tra l'altro proprio nel mezzo, 2015. Montini sbaglia l'appoggio, somma, allora break del Grosseto con Bacciardi che va di là da Fiorani, pronto a sfidare Zanoni, poi sterza Fiorani, taglio dentro per Bacciardi, il duello con Vlahovic, poi Ampollini dentro a cercare uno tra Malva e Marzelli con Malva che poi cerca un assist, si era coordinato per la volée, il pallone gli è rimasto lì, a quel punto ha cercato dopo un suggerimento in mezzo, però Marzelli era troppo staccato, Sabelli troppo lontano, Michelin ha bloccato. Proprio il portiere classe 2007 pronto al rinvio, troppo lungo per tutti. Siena che ha concesso un po' di più in queste partite, però c'è un dato in quello delle vittorie che dicevamo che impressiona, cioè che nelle ultime 6 gare il Siena ha segnato 20 gol, almeno 3 a partita. Marzierli 2 volte 4 addirittura, troppo corto il cross per Malva, l'intervento di Conti, non ci può arrivare Lipari, la rimessa è per il Grosseto, la testimonianza di come Borja di fatto cambiato veramente la testa di questi giocatori. Guerri poi lo ha spiegato, lo sentirete all'intervallo, ha detto abbiamo puntato su tanti giovani, però ci sono anche delle qualità non indifferenti. Malva prova a farsi luce, calcia largo senza deviazione a 9 e 12. Molto attivo Malva, chiaramente potenziale offensivo del Grosseto, lo dicevamo, è impressionante. In panchina ci sono Benedetti, Regoli, Riccobono, Di Santo, non è neanche in panchina uno come Gerardini, tanto per far capire appunto l'abbondanza a disposizione di Indiani. Masini, tocco di Mastalli, ma ancora Masini, di là da Fiorani, Marzielli, sponda orientata, Sabelli con Montini che corre di qua, poi Sabelli che va a riempire l'area, torna sul destro Montini, triangolo buono con Masini, Montini cross in mezzo, colpo di testa a prolungare di, insomma, poi calcio di punizione, sfondamento di Marzielli che poi si arrabbia, un po' di frustrazione, ma era stato bravo nella diagonale Zanoni. Aveva perso l'attimo buono per calciare Montini, poi è andato con questo bel dai e vai con Masini, a quel punto il cross in mezzo col sinistro. Lipari prima di Ampollini, poi Zanoni dietro per Cavallari, ancora Michelin, rinvio lungo a cercare la testa di Andolfi, fa sportellate con D'Ancona, poi ancora Marcu, Montini, pressione molto alta da una parte e dall'altra, da capire poi quanto potranno reggere. Chiaramente due squadre, tal senso i 5 cambi sono utili. Intervento in ritardo stavolta di Mastalli su Malva. Il calcio di punizione per il Grosseto. Brenna alla battuta, non va a lungo, torna appunto dietro dal suo portiere. Nel prossimo turno Grosseto in casa con il San Sepolcro, Siena di scena a Seravezza in Versilia. Seravezza, come già descritto in precedenza, arbitro anche del destino del Grosseto, gioca stasera a Prato, quindi possibile festa indifferita per il Grifone, che intanto attacca con Bacciardi, traccia in verticale per Marzierli, bravo insomma nell'intervento, poi Zanoni rischia un po' con questo passaggio all'indietro, alla fine insomma va diretto in
In fallo laterale il capitano Michele Somma, figlio tra l'altro di Mario Somma, allenatore e commentatore televisivo. Nei suoi trascorsi calcistici. Arriva anche Montini a riempire l'area, poi Ampollini torna da Fiorani che prova a farsi luce dal fondo, cross allontanato di testa da Cavallari. È un Grosseto che prova a mettere pressione anche sugli esterni al Siena, comunque ritmi piuttosto elevati in questo primo segmento di gara. Va lungo ancora Mastalli a cercare Andolfi, poi fa correre Lipari, 3 contro 5, si va a cercare da questa parte Tosini e in vantaggio Montini che poi finta il passaggio all'indietro per Marcu, si porta poi vicino alla bandierina e mette in fallo laterale. Tosini con le mani, troppo lungo per Mastalli, poi Marzierli accompagnata all'uscita proprio da Somma, Cavallari lungo, un po' di confusione ora, Marzierli sfiora soltanto, altro pallone lungo per Di Somma, per uno tra Andolfi e Lipari, fuori gioco, accompagnato dalla disapprovazione del pubblico del Franchi. Lo sentite in sottofondo incitare i bianconeri. Malva sposta Tosini senza fallo, prova ancora ad andare Malva, poi si incarta e si fa forse male da solo, messo male il piede, rimasto giù, dolorante, mano sul volto, una sul volto e una sulla gamba, pronto già lo staff sanitario del Grosseto a entrare in campo, ha cercato le finte, poi forse ha messo male il piede e si è fatto male, da solo però, infatti è ancora a terra, molto dolorante, ci auguriamo chiaramente che non sia niente, però non c'è stato un contatto, è stato proprio un problema di movimento della gamba, è rimasto giù e ancora non si rialza. Sono entrati i componenti dello staff medico del Grosseto e ci sono già alcuni attaccanti che si scaldano. Malva che continua a tenere le mani sul volto. Alessandro Malva, dicevamo per lui classe 2004, un gol in 7 presenze, scorso anno con Indiani a Livorno, si è rialzato, è stato il fastidio del momento, sicuramente meglio così per lui e per il Grosseto. Riparte il Siena con Somma, si aprono i centrali mentre il Grosseto rimane basso, solo ora Marzierli va in pressione, palla avanti, palla dietro, non era male l'idea del filtrante per Mastalli che ora va al recupero, però era un fuorigioco, non ci crede Mastalli, evidentemente quando è andato a cercare di strappare palla e riuscendoci era un fuorigioco. Montini, Brenna rischia tantissimo per un soffio, Lipari non intercetta, sale Ampollini sulla verticale per Fiorani, ha letto bene Zanoni rifugiandosi in fallo laterale. Le squadre giocano veloci sia palla a terra che con sventagliate sia in orizzontale sia in verticale, prestandosi anche al rischio dell'errore, e qui chi è bravo a sfruttarlo può far saltare il banco. Cavallari con le mani, Mastalli lungo verso Ciofi, Ampollini di testa, non ci arriva Bacciardi, si va a cercare Andolfi, non ci arriva. Siena che in casa ha ottenuto più o meno la metà dei punti, 25 su 51, 8 vittorie, un pari e 5 sconfitte. Grosseto che in trasferta invece ha ottenuto 33 punti su 67, quindi anche lì la metà, punti sono distribuiti, 11 vittorie
e 3 sconfitte in 14 gare. Grosseto che ha miglior attacco, miglior difesa, miglior differenza reti, miglior rendimento esterno. Occhio però a questo passaggio sbagliato di Malva, può andare Cioffi che entra in area, Cioffi sul sinistro, Cioffi ne salta 2, Cioffi, Marcu non è finita, il vantaggio del Siena con Lipari, sempre lui, settimo nelle ultime 6, Siena in vantaggio. A 17,5 aveva fatto un prodigio Marcu sul piazzato di Cioffi, non è bastato, come un avvoltoio Lipari 1-0. Decimo in campionato per Lipari, l'avevamo detto, annusava la doppia cifra, l'ha trovata, tutto parte da un passaggio arretrato di Malva. Cioffi ne salta 1, ne salta 2. All'inizio perde l'attimo per calciare, poi se lo ricostruisce, non va con la botta secca, cerca il colpo in buca d'angolo, gli viene un tiro un po' centrale, Marcu in controtempo riesce comunque a opporsi, ma lì sulla ribattuta è lestissimo Lipari che fa 1-0 Siena. L'avevamo detto, poteva esserci un errore a determinare una rottura degli equilibri, eccolo qua, on fire Marco Lipari. Brenna va lungo a cercare Marzierli, Sabelli, poi Marzierli che ci prova, con il pallone che viene inghiottito come se fosse nella pancia della balena dai supporter del Siena. Le indicazioni di Ivoria a Tosini, che è il giocatore a lui più vicino. Sale in quota Brenna sovrastando letteralmente Andolfi, che poi però si rialza. Passeggia lungo l'area tecnica Indiani. Andolfi da pivot, Mastalli. Cavallari, l'ultimo tocco è del Siena, rimessa Grosseto. Siena che ha la possibilità, vincendo, di scavalcare il Tau al terzo posto, perché il Tau è a 53 ma ha perso a Scandicci 4-3. Siena appunto a 51 e il secondo posto lontano solo 4 punti, quello appunto del Seravezza, e il 12 c'è lo sconto diretto a Seravezza. Insomma, se la lotta per il primo posto è chiusa, solo questione di tempo per il Grosseto, quella nella lotta playoff è bella accesa. Però insomma la partita qua è appena iniziata, ha già raccontato abbastanza, ma c'è spazio per tanto altro. Andolfi, impressione su Brenna che va direttamente in fallo laterale, perché Andolfi ci ha messo il fisico, un bel attaccante, un bel prospetto, assaggiato il professionismo nella prima metà di stagione con il Pontedera, poi appunto è arrivata al Siena. Marcu che ricomincia basso da Ancona, Montini, Tosini che lo va a pressare alto, bravo Montini, poi praticamente Tosini che si aggrappa, si arrampica sul braccio di Montini, impedendogli di ripartire. Richiamo verbale dell'arbitro. Però il Siena va alto, il Siena è famelico, il Siena sta bene, appena i centrali del Grosseto dietro provano a impostare, il Siena li va a prendere anche con i centrali di difesa, accetta il rischio dell'1 contro 1 e fin qui sta pagando. Certo, là davanti poi il Grosseto, se trova spazio, può essere letale. La testa di Somma, c'era Marzierli dietro alle sue spalle, poi Masini prova ad andare in verticale proprio da Marzierli,
silenziato da Conti, poi Cavallari, si va a cercare da questa parte Cioffi che non ci può arrivare. Sono bravi Lipari e Cioffi a sfruttare quello spazio proprio sulla tre quarti tra i centrali del Grosseto di difesa e alle spalle dei due mediani. Michelan direttamente in fallo laterale perché si stava avvicinando pericolosamente Marzierli. C'è troppo spazio in quella porzione lì di campo e l'attaccano con ferocia e anche con imprevedibilità. Lipari e Cioffi partono larghi, vengono dentro e il Grosseto ancora non ha capito, non ha trovato il modo di limitarli, di contenerli. Quello che avevano fatto molto bene proprio nei primi 5-7 minuti Malva e Sabelli, Brenna va a lungo a cercare Montini che aveva tagliato, poi sfondamento di Montini su Cavallari che resta giù. Punizione Siena. (23,5), ancora 1-0. Andolfi di testa, voleva innescare Lipari, arriva prima Ampollini, lungo a cercare Sabelli, controllo, poi il tocco di Cavallari, rimessa per il Grosseto. Masini riceve e scarica di qua Montini, arrivano in due a dettare il passaggio. Montini per D'Ancona, non ci può arrivare, comunque aveva coperto bene Mastalli. Mastalli una carriera significativa in C, lui che ha esordito anche in A col Milan ormai un decennio fa, 2015. Vinto anche un torneo di Viareggio nella squadra, per intendersi, di Calabria e Petagna, quella con Pippo Inzaghi in panchina con la primavera rossonera. Sabelli, Vlahovic che lo placca quasi. Brenna, traccia interessante per Sabelli che non va subito da Fiorani, torna dietro da Ampollini, la finta a cercare di liberarsi di Lipari che poi lo contiene, ci mette il piede e però commette fallo nel tentativo di portar via il pallone all'avversario. Chiaramente su Vivo Azzurro TV, il canale YouTube della LND, ogni settimana, ogni giornata viene trasmesso un match, si va in ogni lato dello stivale da nord a sud. Michelan va al rinvio lungo, bandierina su. Chiaramente Cioffi era dietro la linea dei difensori del Grosseto. Le indicazioni di Indiani a Bacciardi, velocizzare, prendi palla e scarica, anche perché questo deve fare il Grosseto. Il Siena sta andando a 1000 e non dà modo di ragionare. Masini si libera bene di Vlahovic, traccia per Sabelli che guarda la porta in verticale, Marzierli il controllo, poi ancora il tocco decisivo di Zanoni che inibisce Marzierli, poi Cioffi in verticale per Lipari, Ampollini non lo fa passare, un po' pigro il passaggio di Cioffi, se è un po' più teso, un po' più lungo, Lipari può andare in porta, occhio allo svarione di Somma, Marzierli che può andare, Marzierli! Michelan, ma era tutto fermo. Botta secca comunque respinta da Michelan. Era tutto fermo. Calcio di punizione battuto da Somma.
Andolfi, altro duello rusticano con Brenna, poi Andolfi che custodisce tra le cosce il pallone e alla fine Andolfi che ottiene quello che voleva, il tamponamento da Brenna e il calcio di punizione. Conti il taglio di Lipari, la testa decisiva di Brenna, poi Mastalli, Conti, pallone corto, lo strappo di Bacciardi, sponda di Marzerli, Sabelli che va in blitz solitario, tackle perfetto di Cavallari, scatta da 4% del Siena, Cavallari va lungo per Andolfi che lascia sfilare per Tosini, può andare a sfidare Montini, cross teso, secondo palo, pallone che rimbalza, lo lascia andare Zanone, perso l'attimo buono, forse tradito un po' dal rimbalzo. Anche in questo caso in un amen il Siena è riuscito a ribaltare il lato, qui era difficile perché comunque c'erano tanti metri ancora da coprire per completare la ripartenza e renderla efficace. Masini di forza Ampollini, poi passaggio lungo per Bacciardi, subentra ad Ancona, gli va bene, gli va male perché resta giù, ma gli va bene perché è in anticipo su Andolfi che ha commesso fallo, punizione battuta subito, Montini che accompagna, di qua da Malva, non lo fa girare Tosini, Masini, insiste ancora Montini, palla a terra, altro passaggio sbagliato, Ciofi che prova ad autolanciarsi, D'Ancona glielo impedisce, recupera il Grifone, Bacciardi, ha spazio Sabelli che però pasticcia nel controllo, poteva anche eventualmente andare da solo e non avrebbe potuto fare altro perché nessuno c'era nelle vicinanze, tacco di Andolfi si era buttato dentro Lipari, contenuto bene da Ampollini, poi D'Ancona, regista aggiunto, Bacciardi, Masini, va ancora dentro D'Ancona, si va invece di là da Sabelli, largo Fiorani, ignorato, Bacciardi, ora da Fiorani, lo va a prendere ancora Zanoni, si butta dentro Masini, Ampollini con lo stesso Ampollini, pallone dietro era per Brenna che ha dettato un movimento, guarda la porta Ampollini e trova un gol incredibile, fa 1-1 Ampollini, traversa gol, niente da fare per Michelan alla mezz'ora, fa 1-1 il Grosseto. Ha trovato il gol del giovedì, Federico Ampollini ha guardato la porta, boom, traversa gol, 1-1. Terzo gol stagionale per Ampollini, abbracciato da tutta la panchina del Grosseto, gol che arriva in un momento non semplice per il Grosseto, con un Siena che stava viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Qui ha pescato veramente il jolly, questo in tutte chiaramente anche le rubriche e i social della Lega Nazionale Dilettanti, seguitissimi, sarà inevitabilmente ripreso perché qua Ampollini fa una grande cosa. Nessuno lì vicino avanza e allora carica al destro, coordinazione straordinaria, traversa gol, niente da fare per Michelan, 1-1. E la possiamo immaginare l'esultanza del popolo che nella curva nord dello Zecchini a Grosseto, assistendo alla nostra gara dal maxi schermo. La testa di D'Ancona che poi va lunghissimo, rinvio dove non ci sono maglie rosse. Lipari prima di Brenna in mezzo a tre, non passa, poi Mastalli prima di Masini che da terra prova comunque a strappare, Fiorani si continua a lottare, Sabelli fallo, intervento di Vlahovic.
Ampollini sventaglia di qua Montini, dietro per D'Ancona, centrale per Sabelli, prima di Cavallari, poi spinge Fiorani, sterzata, scomplica un po' la vita, poi cerca di passare, subentra Cavallari, appoggia bene per Zanoni. La rimessa è per il Siena. Mastalli, verticale Andolfi, apre il compasso di qua da Tosini sulla posizione interna di Conti, pallone invece più centrale per Mastalli, ha capito tutto Brenna in fallo laterale, poi discreto il controllo di Paolo Indiani che ha allungato il piede e poi ha consegnato a uno dei raccattapalle. Conti con le mani, la testa di D'Ancona, quanto si è arrabbiato ora Indiani, veramente sbuffato e ha allargato le braccia andando, prendendosela, perché chiaramente questo colpo di testa all'indietro di D'Ancona è un angolo regalato al Siena. Non è la prima volta che c'è una mancanza o comunque un difetto di comunicazione tra i difensori e anche il portiere del Grosseto. Angolo per il Siena, Ciofi dalla bandierina. Primo palo, Marcu forse ostacolato, riesce comunque a liberare, poi Zanoni Lipari, la testa di D'Ancona, Masini prova ad autolanciarsi, non lo tiene Tosini, c'è da questa parte Malva, pallone troppo corto, ancora impeccabile Cavallari, anche per senso della posizione e pulizia dell'intervento, relativamente semplice perché comunque non aveva avversari alle spalle a ostacolarlo. Ed è ancora Cavallari in possesso. Michelan. Vlahovic. Lungo Bacciardi. Somma prima di Marzierli. Poi Sabelli. Di qua da Montini. Traccia centrale ancora per Bacciardi, centrale per Brenna, play aggiunto, l'apertura buona per Malva, occhi negli occhi con Tosini, Malva cerca di passare, ottimo il raddoppio di Mastalli, poi D'Ancona che riesce a limitare Ciofi, arrivare anche prima di Andolfi, poi Marco. Brenna. Ampollini, Bacciardi, Ampollini ancora, Bacciardi, Sabelli a cercare Marzierli, ancora Somma a ricacciare lontano, ora il Grosseto sviluppa a sinistra con Montini che prova ad andare, tunnel su Tosini, prende il fondo Montini, cross. Sempre Somma, il capitano, ad allontanare. Somma che probabilmente voleva probabilmente voleva che Somma rilanciasse in verticale, cioè lungo in zona centrale, non verso la linea laterale, concedendo rimessa al Grosseto. Break ora di Masini, cross murato, Conti, c'è ancora il 5 in pressione che porta Conti alla bandierina, quindi comunque riesce a far passare. Intervento duro, in ritardo e falloso di D'Ancona su Ciofi. (37) al Franchi, 1-1 tra Siena e Grosseto. Lipari per i bianconeri, Ampollini per i biancorossi. Andolfi lo va a prendere
D'Ancona, poi cambia lato Andolfi, la testa di Fiorani, Sabelli da terra, preso alla fine il piede di Cavallari, dolorante ma rimasto comunque in piedi. Sfondamento di Andolfi su Brenna, le proteste del pubblico del Siena che reclamava sia un fallo ma ai danni di Andolfi, invece l'arbitro ha deciso per il contrario. Gambirasio di Bergamo, terzo anno in Candì, diretto 15 gare questa stagione, 13 in campionato, 2 in Coppa. Sabelli, Masini in verticale, non passa Fiorani, capito tutto Zanoni, poi ancora Ampollini. Fortunato perché il pallone passa con Montini sulla tre quarti, apre per Malva, occhi negli occhi con Tosini, prova ad andare Malva, Fortunato nel rimpallo, cross in mezzo, ancora Montini, poi chiuso provvidenzialmente dall'intervento di Conti. Rimessa battuta subito, D'Ancona, c'è lì vicino Malva, fatto posizione col corpo Mastalli, e allora sempre D'Ancona prende la rincorsa per la touche, la rimessa lunga con le mani, che può essere un'idea, è un bluff in realtà perché poi si va corti da Montini e alla fine anche sfortunato Montini perché D'Ancona voleva mettere in mezzo, pallone praticamente carambolato sulla schiena del compagno di Montini, e allora rimessa Robur. La testa di Masini, Bacciardi, si apre Sabelli, pallone un po' troppo teso e allora Cavallari, poi nuovamente Sabelli con Fiorani in fascia, manda a vuoto Lipari, traccia centrale per Masini che prova ad andare centrale per Montini, controlla, calcia. Conclusione rugbistica di Montini con il pallone volato via come un aquilone. Inevitabile corpo all'indietro da parte di Montini. Comunque i gol hanno spostato gli umori e l'indirizzo della partita, perché il Grosseto il suo l'ha trovato nel momento più complicato e da lì poi è cresciuto, ha sicuramente ridotto la pericolosità del Siena. Il Siena ha fatto poco o nulla dopo il pari del Grosseto. Ora prova a farlo Andolfi che va in sfondamento centrale, gli rimane il pallone sotto, ma adesso cerca di ricucire con Vlahovic, bandierina, forse su, forse giù, non c'è bisogno perché tanto poi Zanoni lascia andare, non ci poteva comunque arrivare. Quasi 41. Sfiora soltanto Malva, la testa c'è quella di Conti, poi Ciofi da terra in qualche modo Bacciardi, Conti duro su Malva che resta giù, intervento alla testa facendo l'arbitro. Allora Malva è rimasto giù la seconda volta, prima volta era per un problema alla gamba, probabilmente è rimasto, se non ho interpretato male, un po' stordito e l'arbitro ha fermato il gioco perché di base l'arbitro ferma il gioco se c'è un colpo alla testa, al volto, alla tempia, alla nuca. In altre parti non è obbligatorio se l'arbitro non ravvisa che c'è un fallo, lì sta la discrezionalità delle squadre. In questo caso c'era il colpo evidentemente alla testa, allora lì l'arbitro ha fermato tutto, poi tutto ok per Malva, rientrato. E ora va in pressione su Conti che comunque in dribbling lo aggira, poi
Cavallari, Andolfi, dentro per Ciofi, la testa è quella di D'Ancona, subentra Mastalli, prima di Masini. Ci mette poi il piede l'ex di turno, iniziata appunto la stagione a Siena, poi trovato un po' di spazio a Grosseto, non è ancora andato in doppia cifra come presenze. Andolfi guadagna il massimo possibile da quella situazione, un calcio d'angolo perché il pallone sbatte sul corpo di Brenna e allora angolo per i bianconeri con Lipari che va dalla bandierina. Molti giocatori nell'area piccola, difende zona il Grosseto, pallone basso, allontana con la testa Sabelli, ultimo uomo Zanoni, Michelan non va a rinvio perché c'è la soluzione comoda Tosini. Lunghissimo a cercare uno tra Andolfi e Ciofi. Poi Ciofi in verticale, Lipari, ancora bandierina su. L'arbitro ha fischiato punizione. È stato un intervento falloso su Mastalli in zona centrale sulla tre quarti. Un attimo di attesa per valutare se il vantaggio si poteva concretizzare. Niente da fare, calcio di punizione. Zona centrale, un po' lontani, lì con un po' di coraggio e un bel piede si può anche andare direttamente in porta. Ciofi e Lipari. Oppure una soluzione in mezzo. Marco dispone la barriera. Tra poco il recupero. Ci sarà, non credo tantissimissimo, qualche interruzione, ma insomma niente di clamoroso. 2. Poteva essere 1 o 2. E infatti 2 minuti. In corsa corta di entrambi. Lipari, Marco si distende, Andolfi poteva far meglio. È stato bravo Marco a non farsi sorprendere da questo pallone che stava scendendo velocemente sulla punizione di Lipari, e poi Andolfi che tra l'altro ha goduto anche di parecchio spazio, sebbene in posizione defilata, dato di potenza col destro alto. Occasione Siena proprio in coda al primo tempo. La testa di D'Ancona, poi quella di Somma, vola giù D'Ancona, fallo su di lui da parte di Andolfi che protesta, se la prende prima con l'arbitro poi con l'avversario, non è d'accordo. Contatto per carità non violento, però arbitro convinto nell'assegnare la punizione al Grosseto. Vediamo se saranno aggiunti altri secondi ai 2 di recupero. Filtrante di Malva per Montini, troppo lungo, allontanato in tempo, insomma, poi la pressione di Lipari su Ampollini, sombrero di Ampollini, poi Lipari porta via il pallone, forse toccò col braccio di Ampollini che è un po' esagerato, comunque porta a largo Lipari, il duello tra i due autori dei gol, il tacco corto per Zanoni, un po' complicata l'azione di entrambi e su questo
su questa dinamica si chiude un primo tempo molto piacevole, equilibrato sull'1-1 con il vantaggio del Siena con Lipari, il tap-in del numero 8 e poi il pareggio del Grosseto con la sassata di Ampollini alla mezz'ora. 1-1. Allora, in questo intervallo ci andiamo ad ascoltare le interviste che abbiamo realizzato nel pre-gara ai dirigenti, a Simone Guerri di S del Siena, Filippo Vetrini DG del Grosseto. Chiaramente le considerazioni che erano fatte su questa gara sono relative, perché appunto l'intervista è stata fatta prima della gara. Comunque poi si analizzano vari temi legati appunto alle due società. Le interviste, un po' di pausa e poi noi ci ritroviamo per il secondo tempo. A tra poco. Direttore Simone Guerra, l'importanza di questa partita in campo e fuori è stato definito veramente il derby tra tanti confronti tra squadre toscane in questo girone, che arriva in un momento molto molto bello per il Siena, il confronto con la squadra che si è dimostrata la migliore per ora in questo campionato. Sì, diciamo che per noi, per come è andata l'annata, noi abbiamo costruito quest'anno una squadra giovane e abbiamo messo sotto contratto giovani con contratti biennali e triennali perché sia appunto un anno di crescita, di consolidamento. Sicuramente è una partita bella, bellissima, dove c'è da fare complimenti al Grosseto per il campionato che ha fatto, con merito prima. Noi ci serve tantissimo per vedere il livello nostro, perché diciamo che la nostra idea è di confermare gran parte di questa rosa per poi magari il prossimo anno aggiungere qualcosina che ci manca, e credo che questa sia la miglior partita che ci potrà capitare, perché è la squadra più forte e quindi noi vediamo il nostro livello appunto qual è. La proprietà svedese più volte ha rimarcato dei concetti importanti: progettualità, appartenenza, sviluppo collaterale, non solo prima squadra, il settore giovanile, vediamo comunque tanti bambini, il femminile, cioè veramente far sì che la squadra torni, come è stato anche in categorie sicuramente più importanti, un asset principale e prioritario della città di Siena. Sì, assolutamente. La proprietà svedese diciamo che questi concetti li sta esprimendo e noi cerchiamo di tradurli chiaramente dal punto di vista dirigenziale. È chiaro che la cosa che ancora è da allineare è le aspettative della piazza con chiaramente i passi che la proprietà deve fare. La proprietà comunque si è insediata da un anno, è vero, progetta e fa step by step, magari chiaramente sei a Siena e giustamente la tifoseria chiede di vincere subito. Io credo che quest'anno è servito per creare le basi e il prossimo anno secondo me magari possiamo giocare magari anche per il primo posto. Però è importante appunto questi passi che stiamo facendo, la proprietà ha messo a disposizione non solo appunto in campo, nuove figure sono arrivate, sta crescendo e piano piano si sta consolidando. È chiaro, dobbiamo essere bravi noi ad accelerare magari il processo dal punto di vista tecnico di raggiungere l'obiettivo che tutti vogliano. Siena che è capitato anche in un girone, al di là poi di come si è sviluppato, dove forse come pochi altri della Serie D c'è un insieme di piazze ambiziose, Grosseto, Prato, anche grandi nomi, no? Che poi i risultati possono essere stati positivi o meno, squadre che sono state abituate a fare, se non la B, comunque la C. Questo dà anche un prestigio ulteriore a questo girone, no? Al di là poi che spesso si trovano difficoltà anche in campi, magari squadre meno di nome ma molto di sostanza. No, certo, è giusto, è un girone che è bello, è affascinante. Il prossimo anno secondo me ancora ci saranno altre piazze, altre sfide, quindi secondo me è un buonissimo girone. Dispiace appunto soprattutto perché non ci sono i tifosi del Grosseto, perché tutti volevamo una cornice di pubblico più bella, quindi spero che in futuro vengano viste anche rilette determinate decisioni, perché appunto siamo in Serie D e credo che proprio l'anima dello sport nasce da queste... È il campionato d'Italia, la Serie D, certo, fondamentalmente. E quindi per forza serve la gente allo stadio, perché poi vediamo anche più a grandi livelli il disinnamoramento del calcio. Se lo allontaniamo anche come istituzioni, secondo me è un po' un peccato. Però devo dire che è un campionato bello, affascinante. Stasera è una partita che ce la giocheremo a viso aperto, perché comunque veniamo da una serie di risultati utili. Il Grosseto viene qua per provare a festeggiare, noi cercheremo di mettere i bastoni tra le ruote. È una partita da godersi. Grazie, in bocca al lupo. Prego. Grazie. Direttore.
Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto, la squadra è arrivata a Siena con la prospettiva che questo poteva essere un giorno di festa. Come l'ha vissuta l'ambiente al netto del dispiacere chiaramente per non avere tifosi presenti? Con grande attesa, perché ovviamente è un derby, la tifoseria ci tiene in modo particolare, quindi è evidente che l'appuntamento è molto importante, ci piacerebbe vincerlo stasera, poi è ovvio che qualora non dovesse succedere questo non inficerà assolutamente su quello che è stato il nostro cammino straordinario in questa stagione, però è ovvio che ormai ci siamo, quindi chiuderla stasera a Siena credo che sarebbe il coronamento di una grande stagione. 4 anni che manca la Serie C, insomma, per una piazza comunque che ha ambizione e fame di calcio di tornare a livelli che ha vissuto anche da protagonista è stata forte, no? Credo che sia stato questo l'input che già dall'estate e forse anche da prima vi ha portato nell'allestire una squadra veramente di primo ordine che poi ha dimostrato sul campo di essere la più forte. Sì, credo che sul fatto di essere la più forte lo dica la classifica, ci abbiamo creduto, ci abbiamo sperato fin dall'inizio, è naturale che credo che Grosseto meriti, come del resto Siena, di fare i professionisti, quindi abbiamo lavorato per questo da quando siamo arrivati ormai quasi 3 anni fa, il primo obiettivo era quello di riportare il Grosseto nei professionisti, poi dopo sarà il tempo a vedere. Intanto questo primo traguardo stiamo per raggiungerlo, c'è abbastanza frenesia per cercare di farlo il prima possibile e mi auguro che i ragazzi, come ho detto prima, per regalare una gioia ai tifosi che purtroppo oggi non possono essere presenti, sarebbe veramente la serata giusta. È chiaro che è inutile negarlo, no? I risultati aiutano oppure mettono in difficoltà nel rapporto anche con la tifoseria, però volevo capire in che modo questo Grosseto ha fatto presa sulla città, quanto in città veramente il calcio è una componente importante, non solo la domenica ma anche chiaramente nell'avvicinamento. Ma noi abbiamo uno zoccolo duro rappresentato dalla curva nord con i vari gruppi organizzati e la tribuna nord, anche quella di veri affezionati. È ovvio che ci piacerebbe che questi risultati portassero un numero maggiore di spettatori, però quello sarà ognuno e deciderà se questo Grosseto merita di venire ad essere visto o meno. Ci accontentiamo di quelli che abbiamo. Stamattina alla partenza della squadra al Pullman c'era un gruppo di tifosi della curva nord che hanno incitato la squadra e quindi mi ripeto nuovamente, ci piacerebbe regalare la vittoria del campionato proprio in questo scenario prestigioso. In conclusione, personalmente come l'ha vissuto l'avvicinamento a questa sfida? Con grande emozione, perché Grosseto è una piazza importante, quindi già dall'inizio della stagione, nella costruzione della squadra, già dall'ingaggio di mister Indiani, l'obiettivo era quello di vincere il campionato. Abbiamo sofferto relativamente poco e quindi questo dà ancora maggior vantaggio a quello che è stato il cammino di questa squadra in questo campionato. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.
squadre di nuovo in campo in diretta dal Franchi di Siena, 1-1 dopo i primi 47 minuti, 2 di recupero, i gol di Lipari per il Siena, il tap-in dopo la respinta di Marcu sulla conclusione di Ciofi, e poi la botta dalla lunga distanza di Ampollini che ha ristabilito la parità per il Grosseto, siglando l'1-1. Primo tempo che comunque ha raccontato altro anche oltre ai gol, operazione comunque molto viva. Siena che riprende con gli stessi 11 e tra poco invece ci sarà un cambio nel Grosseto, fuori Malva e dentro Regoli. Attendiamo la segnalazione definitiva, però insomma sicuramente con il 30 Vieri Regoli tra poco compariranno i numeri sulla lavagnetta luminosa. Con il 26 appunto lascerà spazio Malva. Ecco sì, finito giù 2 volte e Malva nel primo tempo cercato il guizzo più volte senza trovarlo. Cambia poco a livello di caratteristiche. Regoli attaccante, seconda punta, diciamo che sente più la porta rispetto a Malva, è un attaccante che interpreta il ruolo con delle caratteristiche diverse, dà anche un po' più di fisicità. Comunque l'indicazione è sempre 3-4-2-1. Andolfi, a proposito di fisicità, ingaggia il duello con Brenna, cross panoramico, cercare Ciofi nel cuore dell'area, pallone bloccato da Marco che poi va subito a rinviare proprio per Regoli, con Conti che lascia rimbalzare per favorire l'uscita di Michelan. Con calma prova ad andare Regoli con questa conclusione un po' strozzata, senza deviazione. È finito il pallone sul fondo, favorito da un atteggiamento troppo permissivo del Siena. Comunque in un minuto Regoli si è già fatto sentire. Prova ancora ad andare Ciofi, a puntare D'Ancona dentro per Andolfi che non arriva. Allora di qua Zanoni ci ha messo il piede Fiorani, concedendo angolo. Subito ritmi alti anche in questo avvio di secondo tempo. Lipari dalla bandierina, c'è anche Ciofi lì vicino. Pallone in mezzo, colpo di testa sul fondo. Ci ha provato Somma, trovato il pallone, non la porta. Tra l'altro non era semplice perché c'era una densità non banale di giocatori in quella zona. Montini, Sabelli addomestica, Ampollini, Marzierli. Buono il lavoro da pivot, sale Ampollini, sguardo dentro, colpo di testa largo. Si sono un po' ostacolati Montini e Sabelli. Alla fine è arrivato in terzo tempo Montini, anche in questo caso colpo di testa largo, più largo di quello di Somma, però in meno di 3 minuti si contano già 2-3 palle gol complessive. Mastalli disturbato da Masini, non c'è fallo. Ciofi prima di D'Ancona, protegge bene Ciofi, break di Tosini, cerca l'incursione centrale, fermato senza fallo da Bacciardi. Sabelli in verticale verso Marzierli, ancora chiuso, gara non semplice per Marzierli e Indiani che si arrabbia ancora tanto.
evidentemente non contento di alcune interpretazioni e giocate tecniche dei suoi. Marcu, Brenna, traccia interna ancora per Montini che non passa, Vlahovic fa muro, non c'è fallo e allora si lotta con Bacciardi che esce vittorioso, lo va a prendere Mastalli, poi centrale il pallone per Marzierli, nuova sponda, Regoli, di qua da Fiorani, cross profondissimo, troppo per tutti, si spegne sul fondo dalla parte opposta. Siena che dunque è ripartito con Michelani in porta, Conti, Somma e Cavallari tre dietro, Tosigni a destra e Zanoni a sinistra gli esterni, Vlahovic e Mastalli coppia di centrocampo con Cioffi e Lipari alle spalle di Andolfi, 3-4-2-1 anche per il Grosseto con Marcu in porta, Ampollini, Brenna e D'Ancona i tre centrali, Fiorani a destra e Montini a sinistra gli esterni, la coppia di centrali in mezzo Masini e Bacciardi con Savelli e ora Regoli e non più Malva, dietro Marzierli. Marcu al rinvio lungo, troppo per Marzierli, problemi zero per Michelan. Rimette in gioco corto per Cavallari, Zanoni. Tacco di Cioffi, Andolfi, Ampollini a bloccare l'azione, bandierina. Giù e allora può andare Lipari chiuso da Montini, si gioca, l'arbitro ha fatto segno di proseguire, a un certo punto Lipari ha frenato la corsa attendendo il tamponamento di Montini, tamponamento che c'è stato, però regolare per l'arbitro. Certo che lì Lipari gli è rimasto il pallone un po' sotto, grande opportunità anche questa per il Siena. Si è preso un bel rischio Montini con questo intervento, però evidentemente calcolato e ripagato. Pallone nella terra di nessuno, almeno di bianconero. C'è solo l'azzurro di Marcu. Ampollini. Sventagliata molto profonda per Marzierli, ingaggia l'ennesimo duello con Somma, poi qua si lascia cadere cercando un fallo che non c'è mai, anche perché è molto lieve, molto leggero il contatto, considerando che insomma anche Marzierli già ha un bel toro là davanti. Ci vuole ben alto per abbatterlo. Bacciardi prova a prolungare dopo la testa di Brenna, pallone però gestito male, Indiani che continua a mostrare segni di insoddisfazione. Venuto incontro Andolfi, lo va ad aggredire Savelli ma a vuoto, Andolfi nello stretto, manca il controllo Cioffi e allora Ampollini che poi come prima non si intende con Marcu, non si intende con Fiorani, altra rimessa regalata al Siena che insiste ora con Cavallari per Zanoni, non va al cross, il gioco a tre con Cioffi, poi ancora Zanoni, il rimpallo, un verticale, Vlahovic legge bene Brenna che poi va a rinviare, c'è anche il tocco di Vlahovic, insiste il Siena, preso un colpo al volto Cavallari, alla spalla, il tocco di Ampollini. Si è messo le mani al volto giocatore del Grosseto, 7-10. Deve uscire, forse perché è uscito del sangue. Ci sta. Colpo al naso. Naso sottovalutatissimo nella classifica delle parti del corpo più dolorose se colpite. Era Bacciardi. Era proprio Sabelli il giocatore colpito. Si vede proprio con la sangue dal naso, poi è una zona particolarmente sensibile, lì basta un contatto anche non particolarmente ruvido e insomma
la fuoriuscita di sangue è una conseguenza anche, per carità, senza che sia niente, però chiaramente in questi casi il giocatore deve uscire. Grosseto per ora in 10, Bacciardi, manovra ariosa, accompagna Ampollini, Grosseto per ora in 10, filtrante per Marzielli, apre per Fiorani, cross dentro secondo palo, con Conti a liberare di testa, Tosini a perfezionare il disimpegno, poi Cioffi che prova ad autolanciarsi evitando Masini, subentra Andolfi, buona la sponda, Mastalli che accompagna, poi ha intercettato bene Bacciardi. Riparte comunque il Siena con Somma. Si fa tamponare ancora il naso Sabelli, rimane in 10 il Grosseto. Mastalli. Vlahovic. Si apre Cavallari pronto a ricevere coi piedi sulla linea laterale Zanoni. Break di Vlahovic che cerca la conclusione, anche in questo caso, altissima. Già almeno il terzo pallone che finisce nella pancia del tifo organizzato del Siena. Pronto a rientrare Sabelli. L'arbitro che prima vuole sincerarsi che la copertura sia stata efficace. Così è. Torna in campo Sabelli dopo almeno 2-3 minuti. Accesi i riflettori. Secondo turno con l'ora legale. Però necessari chiaramente, essendo le 19 e 15. Taglia dentro il campo Zanoni rischiando un po'. Andolfi, ancora D'Ancona che lo va a prendere molto molto alto. Ampollini. Si scaldano praticamente tutti i giocatori di entrambe le panchine, sia del Siena sia del Grosseto. Fa sportellate Sabelli che poi si arrabbia. Comunque si prende rimessa. Fiorani. Verticale Masini, Bacciardi prova a partire. Cross basso con la conclusione di Marzielli che ha anticipato anche Montini, perché Montini stava partendo di gran carriera pronto a buttare giù la porta, però era alle spalle di Marzielli. Marzielli evidentemente non se n'è accorto, ha arpionato il pallone e da fermo, con una coordinazione sicuramente più complicata rispetto a quella del compagno, ha cercato una conclusione venuta larga e anche debole. Pericolo scampato per il Siena. Brenna attende il fallo di Andolfi, contatto un po' al limite. Calcio di punizione battuto da Brenna. Metà via tra D'Ancona e Montini che arretra. Comunque problemi zero perché Tosini era partito piuttosto lontano. Pallaccia ora di Masini, poi c'è un fallo e anche giallo. Giallo per Bacciardi. Tutto nasce da una palla giocata male dal Siena e persa malamente. Ammonito dunque Andrea Bacciardi. Ancora Cioffi e Lipari sul pallone, qua siamo lontani tanto, e anche defilati. Infatti sarebbe da stupirsi in caso di conclusione in porta.
chiaramente al termine della gara andremo a intervistare l'MVP, il giocatore più decisivo. Lipari, secondo palo, anticipato Vlahovic. Masini, tackle da terra di Zanoni, Marzielli all'inseguimento, ma era uscito il pallone. Rimessa per il Siena. Tra poco i primi cambi, proprio per la formazione di casa. Viene incontro Ciofi. Conti. Ciofi che vola giù. Andolfi. Mastalli. Tosini. Buono il gioco di gambe di Conti. La testa di D'Ancona ad anticipare Andolfi. Tanta confusione ora. D'Ancona. Masini che va a innescare Marzielli. Di là si incarta Marzielli e si trascina il pallone. Out. Cambio per il Siena che arriva al quarto d'ora. Un po' lunghe le operazioni per l'avvicendamento. Rimessa per il Siena, ora D'Ancona di testa, fase prolungata di batti e ribatti. D'Ancona, non ci può arrivare Lipari, troppo lungo, problemi 0 per Marcu. Tocco all'indietro di Cavallari per Michelan. Pronto Rossi, centrocampista per il Siena, prodotto del settore giovanile del Torino. Con cui ha preso parte al torneo di Viareggio, cambio ruolo per ruolo. Fuori Vlahovic. Comunque sufficiente la partita di Vlahovic dentro Rossi. Rossi è un giocatore di pulizia, è un giocatore di ordine. Si va a mettere lì nel mezzo in coppia con Mastalli. Fuori gioco. Non è d'accordo Lipari che era pronto a scattare a sinistra. Ci sono 5 cambi senza qui nei dilettanti il vincolo degli slot come nei campionati pro. Fiorani prova ad accelerarlo, a prendere proprio Rossi. Fiorani si gira e poi si rigira. Cross murato, ci ha messo il piede proprio Rossi. Angolo per il Grosseto. No, rimessa, chiedo scusa. Fiorani. Eravamo impallati. Il rinvio lungo a cercare Andolfi. Brenna in anticipo. Non ci poteva mai arrivare Lipari su questo pallone in profondità. Allora riparte il Grosseto, 17:40. Fiorani. Centrale per Bacciardi, per nessuno. In quella zona non c'era Sabelli che si era accentrato, era troppo lontano proprio Masini per arrivarci. Ed era rimasto dietro Fiorani. Tra poco nuovi cambi nel Grosseto. D'Ancona di là, però non trova Regoli. Tosini.
fase adesso in cui i ritmi si sono un filo abbassati. Lipari, controllo in aria, Lipari! Provvidenziale Ampollini con Lipari che cerca di caricare i suoi tifosi. Fondamentale qua l'intervento di Ampollini, che non ha permesso a Lipari di girarsi e calciare. Corner per il Siena. Marcu tocca! Poi un po' ostacolato, ma tutto buono per l'arbitro. Rimessa Siena, che prova anche a sfruttare dunque le palle inattive. Alla fine è Zanoni che batte la rimessa, gliela lasciata Conti, che era rimasto su. Si fa vedere Rossi, ora viene incontro anche Lipari. Zanoni non sa a chi dare il pallone, alla fine sceglie Mastalli. Altro cross smorzato, pallone che rimbalza. Arriva comodo per Marcu. Non contento Voria, voleva forse più cattiveria nell'andare a cercare il pallone. Errore ora di Montini. Quanto è arrabbiato Indiani. Poco contento. Entra Brian Bello nel Siena, un esterno, e quindi uscirà uno tra Zanoni e Tosini. Plausibile che sia Tosini, un cambio quota per quota. Vediamo. Cavallari. Rossi, fascia centrale, prova a sfruttarla danzando sul pallone, poi attende rinforzi. Zanoni, tacco, Rossi sguardo in mezzo, poi rinuncia al cross. Conti. In verticale, bandierina su per Zanoni. Decisione che manda su tutte le furie la tribuna. Ci sarà forse anche un cambio nel Grosseto tra poco, con le indicazioni che vengono date a Regoli di stare più su, più largo e più su, di andare quindi a dare più manforte a Marzelli anche ora che il Grosseto deve ripartire. E infatti fuori Tosini, dentro Bello, fuori esterno destro 2006, dentro un altro esterno 2006, Brian Bello. Gli attaccanti a rapporto da Indiani, Regoli e Marzierli. Forse indicazioni di giocare più vicini, idea magari di mettere Sabelli come trequartista e Regoli più centrale, più vicino a Marzierli. Con l'idea quindi di mettersi 1-2 anziché 2-1. Fiorani, pallaccia in verticale. Tanti errori tecnici per il Grosseto, sicuramente un po' anomali, più del solito. Permessa che deve essere battuta un po' più indietro. Alza Zanoni. Masini, difficile per Regoli addomesticare, però ce l'ha fatta. D'Ancona, Montini che prova a scappare alle spalle di Bello, non ci può mai arrivare, il pallone infatti sfila lontano. La testa di Conti, poi pallone che passa ma viene recuperato bene da Fiorani, che prova a ribaltare il lato andando da Marzierli, che ora deve girare più a largo. Poi Rossi, entrato bene, subito applicato, poi rischia un po' Conti. Lipari, sponda Mastalli. Lipari, palla avanti, palla dietro, bandierina giù, ma ancora ottimo l'intervento di Brenna su Andolfi. Poi Ampollini fa girare a vuoto Lipari una prima e una seconda volta, poi Lipari rinviene con tanta gara e alla fine anche la peggio. Poi deve uscire Marcu, il rinvio che può diventare un assist per Regoli, niente da fare. Copertura di prima di Somma e poi di Bello.
con questo risultato, se finisce così, il Grosseto può festeggiare la vittoria del campionato solo se stasera il Seravezza perde a Prato. Con un pareggio rimane tutto così com'è. Se chiaramente anche qua finisce col segno X. Cioffi taglia dentro, poi si ferma. Bello. C'è Conti lì vicino. Servito. Sulla posizione interna di Bello, cross di prima intenzione, c'è deviazione da parte di Montini, prova a caricarsi il Siena, a tornare a spingere, lo fa un po' a ondate. Pallone in mezzo che passa, nessuno lo tocca, rimessa dal fondo. Conti sul secondo palo non è riuscito a spingerlo dentro. Altro brivido per il Grosseto Siena che insiste con le palle inattive. Altro angolo battuto molto insidioso. Marcu va lui al rinvio a cercare Marzierli, la testa c'è ma è quella di Somma. Fiorani, Masini non passa, poi ancora Zanoni, Ampollini prima di Lipari, sponda un po' pigra di Masini che poi rinviene dopo il controllo così di Mastalli, si distende il Grosseto con Sabelli che va di là da Montini, può andare a sfidare Bello, rientra sul destro Montini, poi scarico centrale per Bacciardi, si riposiziona il Siena, ancora Montini, 1 contro 1 con Bello, poi accompagna D'Ancona, centrale per Masini, lo va a prendere l'altro 5, Rossi fa da tramite Masini per Sabelli, Ampollini, manovra che coinvolge tutti i giocatori di movimento, sventagliata di là a cercare Bacciardi con controllo difficile ma buono, può entrare dentro il cross, colpo di testa di Regoli tentato, non è finita, Sabelli potente, alto da destra a sinistra, il Grosseto ha insistito con questa manovra avvolgente, poi corpo all'indietro per Sabelli che non ha trovato la porta. Lipari. Marzierli anticipato. Prova a scattare Lipari, niente da fare, bandierina giù. Bandierina che è rimasta su, quella dell'assistente, e quindi possibilità sfumata per il Siena. Tra l'altro è rimasto a terra Masini. Rossi. Si fa vedere Conti. Pallone invece in mezzo a cercare Lipari, testa di Brenna, poi non è finita, Ampollini su, Andolfi, Rossi, doppio rimpallo. Ancora una volta ci ha messo il piede Masini e il Siena che continua a premere, altro momento favorevole ai bianconeri. Zanoni. Cavallari in anticipo su Marzierli, poi di testa scomplica un po' la vita, alla fine Conti su Marzierli, poi abbattuto da Sabelli. Calcio di punizione. Superati 28, ancora 1-1.
bello. Ciofi. Palla dentro, splendida, Mastalli in area, Mastalli, Marcu, salva tutto come se fosse un gol, non è finita, Andolfi alto. Qua tutto bello, palla splendida per Mastalli che cavalca quella porzione centrodestra, lì è fondamentale Marcu che in uscita chiude lo specchio della porta a Mastalli. Grande parata, Mastalli che lascia il campo a Nardi, prodotto del vivaio della Fiorentina. Nel Grosseto invece è il momento di Riccobono. Partita di sostanza quella di Mastalli, accompagnata la sua uscita dagli applausi del Franchi, e nel Grosseto fuori Masini, dentro Riccobono. Allora, fuori un centrocampista che ha corso tanto, magari ha anche sbagliato qualcosa, ma si è dato un grande affare. E dentro un giocatore molto più offensivo, che è Gianni Riccobono, giocatore di qualità. E chiaramente è Sabelli che ora va più dietro. A meno che il Grosseto non si metta 4. E infatti sì, Grosseto si mette 4-2-3-1. Valutiamo un attimo. Montini è passato a destra, Brenna centrale di destra, Ampollini centrale di sinistra, D'Ancona terzino sinistro, Fiorani più centrale, allora no, 4-3-1-2. Bacciardi fa il play, fa il regista, Fiorani la mezzala destra, Sabelli la mezzala sinistra, e poi là davanti Regoli e Riccobono dietro Marzierli. Regoli più sulla sinistra, Riccobono più a destra, Marzierli più centrale. 4-3-2-1 potrebbe essere. Comunque, insomma, abbiamo ridisegnato tutto il Grosseto. Eccolo Riccobono, danza sul pallone, lo apre di qua, Montini. Gioco a 3, Regoli, secondo palo. Cercato la testa di Marzierli, niente da fare. D'Ancona, ora più largo nel suo habitat naturale, come Fiorani più centrale. Riccobono, subentra proprio Fiorani, ma ancora Conti, imperioso nel secondo tempo, le ha prese tutte lui. Ciofi, D'Ancona che gli impedisce di girarsi, lo abbraccia e non in segno di affetto. Calcio di punizione, 31,5. Accelera di là il Siena, ancora centrale il pallone, ora conclusione con deviazione, angolo, ancora una volta non si sono capiti Montini e Marcu, forse Montini non aveva letto una deviazione, a parte Marcu probabilmente non ci sarebbe arrivato, forse l'unico era Montini, e comunque angolo. Quindi Grosseto che dietro si è messa a 4, 3,5, 4-3 fantasia, mettiamola così. Lipari lungo, lunghissimo, troppo, rimessa dal fondo. Sì, Marzierli rimane riferimento offensivo, gli girano intorno Riccobono e Regoli. Comunque Regoli rimane sempre vicino a Marzierli, magari due si incrociano, e Riccobono che insiste più da questa parte. Ampollini, D'Ancona, ancora Conti, una chiusura alta, intesa come metà campo.
Riccobono in verticale. Pallone di qua, Montini. Cross dentro, deviazione, non ci arriva. Dalla parte opposta. Marzierli. C'è stata una deviazione, allora angolo. Tiro cross teso in mezzo di Montini e stavolta brivido per il Siena. Angolo battuto corto, spunto di Riccobono, mette fuori Andolfi. Ciofi non ci arriva, poi scaraventa il pallone lontano. Rimessa per il Grosseto. Cambio fallo. Punizione per il Siena. Al rinvio Michelan. Lungo cercare Andolfi. La testa di D'Ancona tentata, poi in mezzo a due prova ad andare Andolfi. Il rinvio proprio di D'Ancona con le mani subito il Siena. Bello, ricaccia lontano Ampollini, poi Sabelli. Cross fuori misura, pallone sballato. (36) superati, 1-1 ancora. Velo di Riccobono, tacco di Regoli, corre Montini in fascia. Scivola proprio Riccobono. In mezzo a 4 Conti, subisce un colpo, calcio di punizione, colpo al volto. Si è preso un bel rischio Conti, perché praticamente aveva una rete di avversari. Pronti a scippargli il pallone. Cavallari. Lungo Cavallari, la testa di Brenna, ci arriva Montini pronto al rilancio, la testa di Zanoni, Fiorani, centrale Sabelli che torna da Marcu. Tra poco un altro cambio nel Siena. Brenna, Bacciardi da terra, Rossi su Riccobono, poi lo stesso Rossi che cerca di innescare Nardi che può andare, bandierina su. A parte che la conclusione era stata respinta ancora da Marcu, qui si sono arrabbiati tutti, si è arrabbiato il pubblico del Franchi perché non riteneva Nardi in offside e poi al solito si è arrabbiato Indiani, non convinto evidentemente dei movimenti dei suoi. Cambio nel Siena, pronto a entrare Loconte. 2006. Accelera il Grosseto. Montini. Regoli cercava Riccobono, ha trovato Conti veramente ovunque in questo secondo tempo. Poi Brenna, scatta Marzierli, è in vantaggio Bello. Poi Marzierli ingaggia il duello, ma ottiene quello che voleva Bello, vero? Rimessa dal fondo. Cambio ci sarà anche nel Grosseto, da non molto.
Grosseto che ha visto entrare Riccobono e Regoli come giocatori offensivi. Scatta, Bello in fascia, lo va a inseguire Sabelli. Insiste Bello, cross dentro! Arriva con un istante di ritardo Andolfi e Marcu blocca, presa bassa. Bel rischio, perché lì Andolfi era scappato a Ampollini. Si anticipa Marcu con la porta praticamente libera, fa 2-1. Pallone uscito, momento forse buono per il cambio. Dentro Loconte nel Siena, fuori forse Ciofi, no, fuori Lipari. Autore del gol bianconero. Gran bel primo tempo, discreto il secondo, magari un po' meno protagonista, un po' meno vivace, però insomma, anche oggi se l'ha fatta ampiamente Lipari. Anche per lui applausi. Loconte si va a piazzare nella posizione di rifinitore di trequartista di sinistra, quella occupata da Lipari. Montini, rimessa in zona centrale, mette in difficoltà Ampollini, per poco Andolfi non gli porta via il pallone. Regoli prima di Bello, Regoli cerca in verticale Sabelli, pallone che passa, Somma, poi ancora Regoli, rimessa per il Siena. 40-30. Cavallari, si aprono Zanoni e Loconte, si va invece per vie centrali, ora Zanoni. Con calma Michelana, anche perché Marzerli non gli va addosso. Altro fuorigioco, ne ha collezionati parecchi il Siena nel secondo tempo, stavolta di Ciofi. È un po' più spezzettata la partita da quarto d'ora, 20 minuti. Sì, le due squadre hanno avuto momenti di spinta, però nel complesso il primo tempo è stato più piacevole. In realtà l'inizio del secondo tempo è stato vibrante, forse anche più del primo tempo, poi però è cominciato un po' di falli, un po' di interruzioni. Prova ad accendersi centralmente Gianni Riccobono. Montini, triangolo che non si chiude, rimpallo Riccobono, largo. Anziché cercare il sinistro a giro sul palo lontano, tentato il colpo secco sul primo, Riccobono. Indiani ha gettato una bottiglietta d'acqua, via. Non evidentemente felice della scelta di Riccobono, che ha indubbiamente le qualità per provare a piazzare sul secondo palo. Provato invece il sinistro secco sul primo. Dritto per dritto, largo. Ampollini, Riccobono, tanti duelli, poi Nardi che prova a partire, apre di là da Bello con ancora Nardi lì vicino, va a sfidare D'Ancona, poi sbatte su Sabelli, ripartenza del Grosseto, si arrabbia Voria per questa gestione rivedibile. Riccobono, si apre Marzerli, arriva di qua anche Montini, innamorato del pallone Riccobono e poi lo perde, glielo porta via Loconte. Poi calcio di punizione per il Siena. Tocco irregolare di Riccobono, però ha tenuto troppo il pallone. Lì aveva tante soluzioni, si era aperto Marzerli di là, stava arrivando Montini di qua, c'era volendo Regoli vicino. Zanoni, si stacca Andolfi che poi apre magnificamente di là per Bello che può andare a puntare. D'Ancona cerca ancora di andare sugli esterni il Siena di qua con Zanoni.
cross troppo alto per Andolfi, poi Ciofi si accontenta della rimessa, la lascia Bello. Nardi fermato, Marzierli arriva prima di Somma, poi D'Ancona, però non c'è nessuno su, erano tutti ripiegati nella loro metà campo. Allora vita facile il Siena, tra poco anche la segnalazione del recupero, visto che al 90esimo manca poco più di 30 secondi. La testa di Ampollini, il momento di Giannetti nel Siena, un pezzo di storia del club bianconero. Lo Conte perde l'attimo buono, poi trattiene il pallone, calcio di punizione per il Grosseto. Dunque 3 di recupero e i minuti a disposizione di Giannetti. Fuori Ciofi. Arriva la quinta sostituzione per il Siena. Esce con il numero 11, Jacopo Ciofi. Al suo posto con la maglia numero 9, Niccolo Giannetti. E dunque dentro Giannetti. Regoli prova a passare. Ancora Conti, poi conclusione provata da Regoli, la tiene lì Michelan. Poco più di un minuto. Al termine la testa di Bacciardi, Riccobono, poi si va lunghi verso Marzierli, Cavallari, Riccobono, guarda la porta, Riccobono corto, poi l'appoggio. E allora prova a ripartire il Siena, D'Ancona glielo impedisce, subentra Brenna, una delle ultime possibilità per il Grifone, di là Regoli, da con la cross dentro, pallone che passa, non ci arriva Marzierli. Non era male questa traiettoria, Marzierli però ha cercato una coordinazione un po' complicata. Marzierli, il gioco a 3, Fiorani, Montini, non si passa, poi rimpallo, Marzierli si avventa sul pallone in qualche modo Sabelli, forse ultima possibilità, Montini batte subito, Marzierli colpo di testa di Zanoni e allora angolo, tutti dentro per il Grosseto. Se c'è tempo di battere l'angolo, evidentemente sì, tutti su, poi probabilmente si fischierà alla fine. Riccobono dalla bandierina, il Grosseto ne tiene 3 dietro. Riccobono
deviazione, pallone che passa e che poi viene allontanato, finisce 1-1 al Franchi tra Siena e Grosseto. Al gol di Lipari per il Siena ha risposto Ampolini, per il Grosseto nel secondo il Grosseto sale a 68, il Grosseto vince il campionato e torna tra i professionisti già oggi. Se nella sfida serale il Seravezza perde a Prato, in caso di vittoria del Seravezza o pareggio del Seravezza a Prato, tutto rimandato al 12 aprile, al prossimo turno, quando il Grosseto ospiterà il Vivi Altotevere San Sepolcro. Seravezza Siena invece la partita appunto per i toscani. Il tempo di scendere, intervistare il nostro uomo partita Conti del Siena monumentale nel secondo tempo. Restiamo comunque fermi con le immagini sul campo, tra poco ci ritroviamo appunto per l'intervista a commento di questo Siena Grosseto.
Eccoci, abbiamo fatto aspettare Andrea Conti, però insomma con la nomina di migliore in campo crediamo che ecco, gli possa andare bene un paio di minuti di attesa. Calasera invece brilla questo Siena, ha avuto la soddisfazione di fermare il Grosseto che è stata la dominatrice del campionato e l'ha fatto con una prova di grande spessore, no? La risposta del vostro pubblico, il vi vogliamo così, fa capire quanto spirito, quanto attaccamento c'è a questa squadra e in questa partita si è visto. Sì, buonasera a tutti e vi ringrazio per la nomina di MVP. Sì, è stata, come ho detto, una partita molto bella che è difficile da vedere in questo campionato. Sappiamo che ormai il campionato è nelle mani del Grosseto, che penso basta una vittoria o un pareggio in base a quello che farà il Seravezza stasera e vincerà il campionato. Come hai detto tu, sì, è molto bello l'attaccamento di questi tifosi, soprattutto dopo che veniamo da un periodo in passato molto negativo ed è stato bello per noi riuscire a riavvicinarli dalla nostra parte. La cosa che mi ha colpito, non per 90 minuti perché era impossibile, facciamo 60-70, i difensori, specie nel primo tempo, te, Cavallari, ma anche insomma, che vanno a prendere gli attaccanti del Grosseto anche nella loro metà campo, capire se è stata una cosa studiata, se è anche una caratteristica, cioè grande dinamicità, ci vuole grande prontezza di testa e anche di gambe, no? Per fare una roba del genere, perché poi ti prendi anche dei rischi, per oggi ha tutto pagato. Sì, nonostante abbiamo avuto solo 3 giorni per preparare questa partita, l'abbiamo studiato nell'allenamento, anche perché se lasci spazio a giocatori di questo tipo ti fanno male. Quindi siamo stati bravi a lottare ogni minuto e abbiamo fatto una partita penso di grande sacrificio perché poi alla lunga in un campo così grande la stanchezza si fa sentire. Chiaro che ora ci sono 10 giorni, no, rispetto alla prossima partita che sarà uno scontro diretto, quello di Seravezza. Siena con questa bella striscia si è rimesso in una posizione importante in campionato, c'è l'idea dei playoff, comunque è l'inizio, no? La curva ricomincia a salire, quella dell'ambizione, se non è quest'anno sarà l'anno prossimo per provare a riprendersi la Serie C che è il minimo per una piazza come Siena. Sì, ora in questi giorni di pausa cerchiamo di staccare la spina e di ricaricare le batterie. C'è bisogno. Sì, assolutamente. E poi da martedì prossimo ricominceremo ad allenarci per cercare di arrivare il più in alto possibile. Grazie Andrea Conti, intanto auguri di buona Pasqua a te per tutta la società, ribadendo che dallo Stadio Franchi è finita 1-1 tra Siena e Grosseto con i gol nel primo tempo di Lipari per i bianconeri, di Ampollini, splendido per il Grosseto e ricordiamo che a questo punto il Grosseto può vincere il campionato e festeggiare la promozione con dopo 4 anni il ritorno in Serie C solo se stasera il Seravezza perde a Prato alle 20:30. Se il Seravezza fa almeno un punto, tutto rimandato a domenica 12 dove proprio il Seravezza sarà avversario del Siena in Versilia, mentre il Grosseto ospiterà il Vivi Altotevere San Sepolcro. Grazie a Marco Bella in regia, alle riprese Miriana Cecchi e Pierluigi Losco, a Vitalo Cantore come coordinamento dell'ufficio stampa della LND, da Gabriele Noli è tutto, grazie, a risentirci.